Buonasera a tutti e scusate il ritardo. Apriamo il consiglio di mercoledì 10 luglio. Do la parola al segretario per l'appello. De Stefani Gianluca, Canali Giuseppe, Ricatto Luca Ettore, Cibin Cristina, Lorenzon Valentina, Prataviera Silvia, assente giustificata, Cazzazzi Blerina, Rossetto Marco, Cappelletto Elio, Boato Stefano Mario, Bricase Giorgio, Scramoncin Chiara, Pelizzon Stefano, Cappelletto Matteo, Parpinel Flavio, Fanton Rita Elisa e Morando Cristal, che ha comunicato l'assenza. Bene, ci alziamo per l'inno. Nomino gli scrutatori per il gruppo di maggioranza, i consiglieri Cibin Cristina e Ricatto Luca Ettore, per il gruppo di minoranza il consigliere Rita Fantò. Rita Elisa, giusto? Bene. Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adozione della variante parziale denominata variante verde. La parola al sindaco. Sì, grazie, buonasera a tutti. Con questa delibera l'abbiamo vista anche in fase di commissione, ci sono state 4 richieste puntuali e queste richieste sono accoglibili e viene richiesto di riportare allo stato originale queste aree, quindi da area edificabile tornerà ad area agricola in E3. E quindi viene insomma portata al Consiglio questa proposta. L'unica cosa che chiedo, avete potuto visionare i documenti, se ci sono delle persone e dei consiglieri qui presenti che hanno dei gradi di parentela con le persone che hanno fatto richiesta fino al 4° grado, devono abbandonare la seduta per la votazione, altrimenti la votiamo. Grazie. Nessuno chiede la parola? E allora passiamo immediatamente con la votazione. Chiedo di alzare la mano ai favorevoli. Nessun contrario, nessun astenuto. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Tutti favorevoli. Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione allo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra enti locali del Veneto orientale che aderiscono al progetto Rete di Servizi di Facilitazione Digitale. Ce ne parla sempre il sindaco.
Grazie. Anche questa delibera l'avevamo vista in fase di commissione, è un bando dove trova capofila il comune di San Donà. Con questa delibera approviamo diciamo così, l'apposito schema di convenzione dove ci aggreghiamo agli altri 18 comuni, è proprio un'idea ideata dalla conferenza dei sindaci del Veneto, non è collegata ma è di supporto però a quello che è poi già il progetto che era stato fatto in questo comune per quanto riguarda le palestre digitali. Viene proprio portata da anche una delibera della Regione del Veneto proprio per dare un nuovo impulso al progetto Void Innovation Lab del Veneto orientale. Quindi andiamo ad approvare questa convenzione dove, ripeto, capofila è il comune di San Donà di Piave. Se nessuno vuole intervenire, procediamo anche a questo punto con la votazione. Favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Tutti favorevoli. Il punto successivo riguarda l'approvazione alle modifiche al regolamento del Consiglio Comunale. Grazie. Anche qui direi che c'è stata fatta un'ampia discussione, abbiamo fatto 2 commissioni apposite dove nella prima abbiamo fatto una prima visione dei regolamenti che portiamo questa sera e nella seconda abbiamo visto anche i vari appunti, le varie richieste anche da parte della minoranza che erano state chieste, state fatte, e quindi questa sera andiamo ad approvare innanzitutto con questa delibera le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale dove sono state fondamentalmente fatte delle modifiche e diciamo così, degli aggiornamenti a livello anche giuridico e di regolamento, perché c'erano riportati ancora in questo regolamento alcune cose un po' vecchie che non, insomma, andavano modificate, quindi c'è un aggiornamento in modo così da avere un regolamento un po' più efficiente e anche un po' più che ci dia risposte qualora insomma, ne abbiamo la necessità di consultarlo. Grazie. Sindaco? Procediamo alla votazione, no, mi hanno già detto di no. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Vi chiedo di votare per metterlo immediatamente eseguibile. Favorevoli? Nessun contrario e nessun astenuto. Il punto successivo invece riguarda l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'accesso ai sistemi informatici gestionali del nostro comune. Prego, Sindaco. Grazie, anche qui è stata normata una questione che riguarda proprio l'accesso ai sistemi informatici del nostro comune, anche queste sono state viste, è stato visto nelle commissioni e è stato dato un po' risposta ad alcune anche perplessità e alcune richieste che venivano fatte dalla minoranza. Anche qui ci sono state delle richieste che comunque sono state accolte, quindi ecco, andiamo a normare tutto quello che riguarda la possibilità e l'accesso di avere la documentazione sia da parte dei consiglieri che anche da parte del cittadino e degli esterni. Grazie. Grazie Sindaco. Chiede la parola il consigliere Pellizzon. Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda questo punto, il giudizio sarà favorevole perché diciamo, viene ripristinata la totale agibilità di tutti i consiglieri comunali agli archivi delle delibere. Diciamo che sono stati circa 60 giorni di vuoto, per carità normativamente avremmo potuto chiederle
direttamente diciamo alla segreteria, però era anche evidente che questo periodo è stato sicuramente più complicato per i consiglieri comunali riuscire a fare delle ricerche in autonomia, quindi sicuramente vediamo questo aspetto come un aspetto favorevole e va bene che si sia normata la cosa e sia chiarita. Oltretutto diciamo che nel complesso abbiamo anche guadagnato, e io parlo sempre a livello di consiglio comunale, anche perché le maggioranze, come dicevo già, anche nelle commissioni poi ovviamente sono maggioranze in alcuni turni e in altri turni possono essere minoranze, per cui penso che si sia fatto un buon lavoro anche sulla questione dei protocolli, per cui questo sicuramente è un aspetto importante. Segnalo che questo non in questo regolamento ma in altri regolamenti ci sono ancora degli errori diciamo di battitura, mi era stato assicurato che sarebbero stati riletti e controriletti, vabbè, amen. Forse è meglio a volte prendersi nota direttamente. Sicuramente una cosa di cui non siamo particolarmente fieri è che però il Comune di San Stino non preveda per i cittadini un accesso alle stesse delibere di cui avranno disponibilità i consiglieri comunali. La questione della privacy, sappiamo che poi normativamente non è un obbligo, sappiamo che ci sono alcuni aspetti, ma l'aspetto della privacy a nostro avviso non può essere esimente rispetto a un diritto a nostro modo più alto, che è quello della trasparenza, e di conseguenza questo ci dispiace perché, come dicevo, a differenza di molti altri comuni e di quello che ha fatto il Comune di San Stino già dal lontano 2006, se non ricordo male, o 2008, diciamo, non avranno la possibilità di vedere le delibere. A nostro modo di vedere, la normativa sulla privacy non impedisce di fare questa cosa, basta rispettarla. La norma sulla privacy, il GDPR, è stato emanato nel 2016, è entrato in vigore nel 2018, tutti i dipendenti comunali devono essere dotti sul funzionamento della stessa normativa, per cui fanno corsi e fanno altre attività propedeutiche per poter svolgere il loro lavoro, e quindi non ci vedo nessun problema. Poi per carità possono sbagliare anche i funzionari, ma voglio dire, se quello è il principio, di fatto non dovremmo fare funzionare nessun ente, perché ovviamente l'errore ci può sempre stare. Quindi, come dicevo, bene dal punto di vista del fatto che questo regolamento metta diciamo così, in sicurezza per tutti i consiglieri l'accesso alle delibere, alle determine e anche al protocollo. Male che però il Comune, l'amministrazione non abbia voluto fare un passo in più e ripristinare anche l'accesso ai cittadini. Grazie capogruppo, credo che voglia replicare il sindaco. Lascio poi parola alla segretaria, che penso sia più opportuno. Comunque, in merito a quello che è poi l'accesso ai cittadini, i passaggi sono stati tanti anche col DPO e esiste l'accesso agli atti. Io voglio approfittare, anzi, me ne scuso per non averlo detto prima, per il grande lavoro che è stato fatto sia dalla segretaria che dagli uffici comunali per avere finalmente dei regolamenti, perché anche il buco c'è stato, ma perché mancava un regolamento che permetteva l'accesso, e quindi, essendo che oggi ci sono tutte le questioni, e lo ha citato anche bene lei, della privacy, della riservatezza, il buco c'è stato, ma perché dovevamo arrivare a questo documento che non c'era, e quindi è stato fatto un grande lavoro sia, ripeto, dalla segretaria che dagli uffici. Lascio parola a lei per le spiegazioni, insomma, anche per l'accesso ai cittadini. Sì, buonasera. Il diritto d'accesso per i cittadini è disciplinato dal decreto legislativo 33, che prevede l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato. Abbiamo interpellato il DPO, ha espresso dei pareri, si è dichiarato favorevole a consentire
un accesso ai consiglieri comunali, perché è un diritto comunque che viene tutelato e garantito. In ordine all'accesso ai cittadini, le pronunce sull'albo storico ci sono molte, e le sanzioni del garante pure, e anche molto salate. Si è espresso in termini, diciamo, negativi, quindi il compito è tutelare l'ente, e l'ente è stato tutelato in questo modo. Viene comunque pubblicato nella specifica sezione dell'amministrazione trasparente l'elenco da cui si possono estrapolare gli oggetti degli atti che interessano, ed eventualmente si possono chiedere le copie che si vogliono agli uffici. Il consigliere ha una posizione diversa, perché comunque nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso a tutto, ovviamente con l'obbligo della segretezza. La posizione del cittadino è diversa. E effettivamente, cioè, sulla formazione abbiamo fatto una giornata formativa a giugno di quest'anno, e comunque molti dei dipendenti hanno ammesso la non conoscenza della materia. Siccome non possiamo avere personale che controlla sistematicamente le delibere, anche le determine, no, onestamente la scelta è stata questa. Prego, Grazie. consigliere. Sì, allora, sì, grazie delle risposte, e ovviamente mi aggiungo anch'io al grazie ai lavori che sono stati fatti, perché evidentemente realizzare 4 regolamenti, ne abbiamo quanti oggi? 4 in voto, sicuramente è un impegno importante, insomma, e anche c'è stata una discreta capacità anche di interagire con la minoranza su alcuni punti. Io allora, capisco bene, e infatti nella premessa l'avevo già esplicitato, la questione legata diciamo ai punti che lei ha citato, però è altrettanto vero che DPO di altri comuni hanno dato pareri diversi. Vuol dire che la norma evidentemente o non è così chiara, oppure, e secondo me è la seconda, è quello che poi ha letto in seconda battuta, cioè c'è un certo timore, e lo comprendo, non è che comunque anche dei dipendenti o dei responsabili rispetto a possibili sanzioni del garante, perché è chiaro, questo può succedere. Adesso io dire con certezza che nel 2016, 17 o 18 siano stati fatti dei corsi in comune, cioè non mi ricordo, non li ho fatti, non erano obbligatori per gli amministratori, anche se mi pare che qualcosa avessimo fatto anche per gli amministratori, e mi viene improbabile pensare che non siano stati fatti dei corsi a suo tempo sul GDPR, scusate, che poi dopo le persone non li ricordino o a volte li prendano un pochettino, diciamo, sotto gamba. Questo può succedere, perché succede in qualsiasi luogo di lavoro. Noi, dove lavoro io, anche siamo particolarmente vincolati al GDPR, perché trattiamo dati di molte persone e di notevoli quantità, ed è ovviamente, capisco che il terreno sia un po' scivoloso. Il tema però, poi chiuso, non è una questione non voglio fare polemica su questa questione, però il tema non è controllare qualcuno che scrive le delibere, cioè il tema è fare in modo che i dipendenti acquisiscano al loro interno il fatto che quando scrivono le delibere o le determine devono farle in un determinato modo, che è una cosa diversa, non è che dopo uno deve andare a vedere quel che l'ha fatto, è che uno deve sapere già che quando scrive le delibere o le determine deve scriverle in un determinato modo. Secondo me è questo un po' il principio di fondo, non scriverle perché poi vabbè tanto restano 15 giorni nell'albo pretorio, dopo e scompare e va bene. Cioè, secondo me è un po' questa la differenza, però come dicevo non è una questione di polemica su questo punto specifico, secondo me è una questione di visione diversa di fondo. Vuole replicare il signor Sindaco? Sì, grazie. Allora, innanzitutto insomma, è stata fatta questa giornata formativa, ne verrà fatta un'altra. Dopodiché
l'errore ci sta e ci può stare, lei dice giustamente devono essere già scritte con l'idea che, sì, non con l'idea che stanno pubblicate solo 15 giorni, ma io penso insomma che tutti nel loro lavoro ci mettano il massimo dell'impegno, poi l'errore ci sta, in teoria quelle precedenti dovrebbero essere tutte a posto allora, no? Cioè, non è che hai cambiato l'amministrazione, delibere se sbagliai, cioè, voglio dire, penso che sì, sia una cosa anche un po' del passato. Dopodiché, per quanto riguarda la tutela, oggi tutti noi ci troviamo quotidianamente a firmare l'informativa della privacy, il trattamento dei dati personali, tutto quanto, no? Qui in comune non è che viene fatto, nessuno firma un'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali. Quindi in più, lo ha ben detto la dottoressa, mancavano anche delle nozioni, il DPO ha dato queste indicazioni, io penso sia importante seguire quello che è stato dato. Dopo, se un DPO dice una cosa e un DPO dice un'altra, oggi noi abbiamo questo, è stato scelto a sorteggio e quindi voglio dire, noi quello che ci interessa è tutelare oggi l'ente. Quindi penso sia fondamentale e secondo noi insomma, penso che il regolamento sia scritto veramente e fatto molto bene. Grazie. Grazie Sindaco. Procediamo con la votazione del quarto punto. Allora, favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto. Dichiariamo immediatamente eseguibile. Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Il punto successivo riguarda il forum giovani del comune di San Stino di Livenza. Grazie, questo è un nuovo regolamento che prevede questo tipo di organo che si chiamerà per l'appunto Forum Giovani di San Stino di Livenza, perché pensiamo sia fondamentale la partecipazione e l'informazione da parte dei giovani. I giovani sono una risorsa della nostra comunità e quindi è giusto che vengano presi in considerazione e vengano ascoltati. Inoltre c'è anche a livello regionale viene proprio proposto un organismo rappresentativo di giovani chiamato Forum Regionale Giovani e quindi ecco si è pensato di istituire questo regolamento che darà così la possibilità di creare questo forum dei ragazzi dai 18 ai 33 anni di San Stino di Livenza, i quali poi avranno un loro presidente, un loro segretario, quindi avranno una loro, diciamo così, forma giuridica e lavoreranno, si incontreranno per dare sostegno e per dare anche proposte all'amministrazione che possano essere realizzate proprio appunto per dare una voce anche a loro. Grazie. Consigliere Cappelletto. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Nel merito del regolamento abbiamo già detto e visto in commissione. No, volevo capire un po' la valutazione dell'amministrazione rispetto al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, e quindi qual era l'orientamento rispetto a quello strumento, insomma, che con soddisfazioni e difficoltà, insomma, in questi anni ha rappresentato comunque un momento positivo di confronto anche proprio per i più piccoli, anche per avvicinarle alla macchina istituzionale, insomma, aderendo anche alla rete dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze. Ecco, volevo capire un po' che idee c'erano a riguardo. Do anche risposta, non è effettivamente nell'ordine del giorno, ma le do risposta nel senso che questo il Consiglio dei Ragazzi lo avevate proposto e era stato ideato e fatto quando c'eravate voi proprio in amministrazione e poi a causa del Covid e principalmente a causa del Covid è andato non c'era più la possibilità di incontrarsi con i ragazzi, già avevano difficoltà ad andare a scuola, figurarsi se riuscivano ad incontrarsi, quindi poi è andato così a perdersi questo strumento che vi dirò di più, ho avuto modo anche di confrontarmi con altri colleghi sindaci e purtroppo è uno strumento che fa fatica a diciamo così funzionare
Però l'idea è comunque di ridare vita a questo organo, ma cercando di capire poi, di confrontarci, perché ne parliamo e ne abbiamo parlato anche, ripeto, con altri colleghi, proprio di capire e di riuscire a farlo funzionare. Quindi si sta facendo una serie di ragionamenti proprio per capire come farlo funzionare, in collaborazione con la dirigente, con le insegnanti, però è un organo, mi scusi consigliere, è un organo questo diverso, nel senso che il consiglio dei ragazzi, dei giovani, è a livello insomma di bambini, a livello scolastico. Qui stiamo parlando di ragazzi che stanno entrando nell'età adulta, sono già nell'età adulta, che stanno entrando nell'età adulta e che quindi hanno diciamo così, un'ulteriore esigenza, no? E quindi potrebbero dare delle idee e delle prospettive all'amministrazione, insomma, importanti di qualcuno che sta iniziando a vivere di più ancora il paese rispetto a prima. Ecco, grazie. Sì, sindaco. Prego, consigliere. Sì, se posso dire due cose. Uno, sì, l'ho fatto in premessa il ragionamento sul fatto che il forum giovani è una questione, il consiglio comunale dei ragazzi e ragazze è un'altra, ma siccome la ratio, l'avvicinamento, la partecipazione, il tema come dire, delle nuove, del futuro che si occupa, insomma, di fornire contributi, idee, suggerimenti, è lo stesso, anche se rivolto a soggetti diversi, per cui ecco, penso sia un'esperienza importante. Come dicevo, ho avuto delle difficoltà in particolar modo durante il Covid, ma poi insomma anche con la scuola, insomma, era uno strumento ritenuto molto, molto utile insieme a un'attività che partiva da prima con la scuola dell'infanzia, con gli asili e così via. E quindi ecco, proprio perché ho colto all'interno di questa volontà di istituire questo forum l'attenzione su questo, ecco, ci tenevamo insomma a ribadire l'importanza di trovare un modo, una formula per valorizzare quello che è stato il lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, perché sicuramente con modalità diverse, alcune erano già state pensate anche come dicevo, con la scuola e con gli stessi insegnanti e con i ragazzi che erano coinvolti a suo tempo proprio per trovare la formula migliore per avvicinarli. E quindi sì, spero che ci sia modo per dargli seguito. Ecco, so che questo quesito non era all'ordine del giorno, ma il tema era lo stesso, e visto che sì, non ho visto che all'interno dell'ordine del giorno c'è un'interrogazione che è stata presentata dal gruppo che riguardava, cioè che chiedeva l'attività e il lavoro fatto dall'amministrazione, dal sindaco dell'amministrazione comunale rispetto a un tema, perché insomma, mi è stato riferito dal capogruppo che riguardasse il fatto che si attende una parte di risposta anche da altri enti, insomma, quindi anche se era scritta in modo tale che fosse chiaro capire qual era stato fatto il lavoro dall'amministrazione, dico, io ringrazio per la risposta, dopodiché puntualizzare che la risposta, che la domanda non era pertinente a nessun punto all'ordine del giorno, ecco, mi pare un po' eccessivo. Grazie. Grazie, consigliere. Mettiamo ai voti il punto all'ordine del giorno che abbiamo appena discusso. Favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto, quindi lo dichiariamo immediatamente eseguibile. Tutti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. E il punto successivo riguarda l'approvazione al regolamento sull'associazionismo per la gestione dell'albo delle associazioni e delle consulte comunali. La parola all'assessore Ricatto, prego. Sì, buonasera a tutti. Questa sera andiamo a votare questo documento che esce da parecchi mesi di lavoro, che ha coinvolto un po' tutti e anche era necessario per armonizzare un po' la materia. Tanto per dare qualche dato, l'istituzione dell'albo comunale delle associazioni risaliva al 1994, con una delibera di giunta numero 416 del 26/07/94. E l'8 marzo del 2007 era stato approvato un regolamento comunale per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 24/11/90. Il regolamento per il funzionamento delle consulte comunali risaliva a una deliberazione del Consiglio Comunale numero 37/3006/2008.
subendo solo successive e parziali modifiche, il regolamento comunale dell'associazionismo era stato approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 19 2806/2016. Quindi le cose che supportavano e regolamentavano questo tipo di attività erano un po' datate. Abbiamo cercato di costruire un documento che raccoglie un po' tutto in base anche alle operazioni che abbiamo fatto in quest'anno attraverso le associazioni, ma soprattutto tenendo conto che sono diventate anche nuove esigenze, perché sono cambiate anche alcune leggi, quella sul terzo settore, soprattutto per quanto riguarda il campo sportivo. Per questo nuovo regolamento si sviluppa in modo più dettagliato procedure, finalità e contenuti di istituti che sebbene mutino nella forma, rendendosi più attuali, mantengono però la loro sostanza di favorire i rapporti tra l'amministrazione e il territorio in modo più strutturato ed efficace. I 3 istituti fondamentali sono l'albo delle associazioni, il regolamento di contribuzione economica e le consulte, che questa è la grossa novità. Abbiamo voluto raccogliere in un unico documento la disciplina di questi istituti, oltre che per semplificare la lettura, anche per l'incontestabile continuità che esiste tra la necessità di censire il mondo dell'associazionismo locale, quella di sostenerlo e infine quella di creare con esso spazi di partecipazione. In particolare, e questa è una novità, è stata prevista una assemblea generale delle consulte, che periodicamente favorirà lo scambio tra tutti i sodalizi che operano in vari settori del territorio. Le consulte che abbiamo istituito sono la consulta dell'ambiente, della cultura, dello sport, delle attività assistenziali, delle attività produttive, la consulta delle politiche giovanili, la consulta delle attività ricreative e della promozione delle tradizioni locali. Il regolamento l'abbiamo visto abbondantemente e corretto laddove si riteneva necessario. Sono organi che sono direttamente dipendenti dal Consiglio Comunale, che impegneranno tutti i consiglieri comunali, sia nella loro versione di maggioranza e di opposizione, e speriamo diventi lo strumento necessario affinché tutte le associazioni comincino a lavorare in maniera sinergica, che riescono a interfacciarsi tra di loro, non solo per livello di appartenenza, di campo di operatività, ma anche con altri settori. Questo per rendere, secondo noi, più efficace e più proficuo il loro lavoro. È una scommessa che lanciamo, speriamo che questo strumento venga adoperato nel modo migliore, che tutti partecipino, e saremo anche sulle prime battute non eccessivamente rigidi sulle presenze dei vari consiglieri, anche perché vogliamo assolutamente che questo tipo di istituto prenda decollo e diventi operativo quanto prima. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Cappelletto vuole intervenire. Sì, un po' per motivare, noi abbiamo condiviso la necessità e la volontà anche di istituire un gruppo, le consulte e delle modalità di lavoro che permettano in maniera strutturata, perché già questo avveniva, le comunità trovano anche i loro modi per aggregarci, ma ben venga il fatto che si definisca un regolamento per normare alcuni aspetti, facendo anche ordine, mettendo assieme alcuni aspetti che prima non erano spacchettati in diverse parti, così sia uno strumento unico. Intervengo per motivare il voto nostro di astensione rispetto a questo documento, perché se da un lato, come dicevo, ben venga l'obiettivo e le finalità che ci si pongono, il fatto di prevedere tutta una serie di strumenti di valutazione per individuare le associazioni e le modalità con le quali queste accedono ai patrocini, alle sovvenzioni, e coordinano le loro attività, abbiamo una serie di perplessità che riguardano alcuni aspetti normativi, l'abbiamo un po' accennato anche in commissione, cioè a nostro avviso c'è un'iper suddivisione delle consulte che in una realtà come quella di San Stino, per le associazioni che sono attive e presenti nel territorio, seppur numerose, se noi pensiamo che abbiamo 6 consulte, se ci sono un centinaio di associazioni, abbiamo a quel punto abbiamo una partecipazione dove abbiamo o persone che partecipano a associazioni che fanno parte sia di una cosa che di un'altra,
oppure che si riesca di avere gruppi limitati di persone che si confrontano, e quindi questa è una perplessità. A nostro avviso potrebbero essere dei raggruppamenti più ampi, seppur l'assessore abbia fatto presente, insomma, che all'inizio magari c'era meno rigidità da questo punto di vista, potrebbe essere magari impostato con una riduzione del numero di consulte, in modo tale da renderle anche più funzionali, probabilmente, anche perché ecco, l'aspetto che la scatola, sapendo che abbiamo a che fare con persone, tutti noi a vario titolo fanno parte di qualche associazione, che sono volontarie, che hanno la loro vita, i loro impegni e quant'altro, si rischia che poi diventino anche troppi e difficili da gestire. Ma insomma, noi ovviamente abbiamo l'auspicio che tutto vada al meglio, però queste sono alcune delle perplessità. C'è una perplessità rispetto al fatto che quella credo prevalente, perché poi su altri aspetti insomma possono anche essere sempre modificati se ci accorgiamo nel tempo che magari vanno messi in ordine. Per quanto riguarda invece una perplessità di fondo, che è quella che sì è vero che in queste settimane, in questi mesi, una serie di incontri con le associazioni a vario titolo sono stati fatti, probabilmente prima di arrivare in Consiglio poteva aver senso riconvocare le associazioni, presentare loro questa bozza, insomma, che era stata bene o male condivisa dal Consiglio, insomma, con magari qualche distinguo, ma insomma frutto del lavoro fatto dagli uffici, dall'amministrazione, da tutto il Consiglio comunale, e probabilmente magari alcuni spunti potevano arrivare anche da loro, perché il rischio, e abbiamo avuto esperienza, e tutti insomma, lo sanno, anche negli altri territori, che quando insomma, arrivano delle scatole che, seppur fatte con tutte le migliori intenzioni, seppur pensate nel migliore dei modi, si rischia sempre che da quella scatola qualcosa resti fuori o qualcosa non entri, oppure che crei magari delle difficoltà quando magari facendo un passaggio in più poteva essere utile. Ecco. Quindi per queste motivazioni, insomma, alcuni aspetti relativi alle modalità con cui è costruito il regolamento, e soprattutto anche per questa poco coinvolgimento, ecco, mancati passaggi con le associazioni, che poteva essere utile, poi noi ci asterremo dal documento. Grazie, allora, consigliere. Prego, la risposta. Allora, le consulte sono state, esclusa una, che ha una particolarità che è quella delle attività produttive, sono state scelte in funzione del censimento che è stato fatto delle associazioni. Alle associazioni è stato scritto il campo sul quale volevano operare, i loro rappresentanti legali hanno detto questo. Quindi noi abbiamo costruito le consulte non una scatola vuota, ma attraverso le indicazioni che loro ci hanno dato. Resta il fatto che ci siamo presi le mani libere, molto più elastico il regolamento, nel senso che se non ci saranno i presupposti, se non ci saranno i numeri, se non ci sarà la possibilità di sostenere una consulta, le consulte si possono raggruppare o anche unire. Per quanto riguarda le riunioni con le associazioni, sono state fatte molte, soprattutto con la consulta più grande, con quelle del sociale. Abbiamo esposto tutti i nostri dubbi, anzi hanno avuto la possibilità di esprimere i propri dubbi, sono stati anche accolti in parte. Alcuni avrebbero voluto, come ha detto lei, avere una presenza sulla stesura del documento. Noi abbiamo preferito andare con un documento, discutere, eventualmente poi si può modificare se ci sono le necessità, perché ripeto è un documento elastico, soprattutto per quanto riguarda la costituzione delle consulte, che deve essere un organo di un certo tipo. Il resto è inamovibile, non si discute. Ripeto, ci sono stati fatti parecchi interventi, parecchie consultazioni, e quindi la giustificazione del vostro voto è una valutazione politica, però le assicuro che quello che abbiamo messo, quello che abbiamo fatto in questo periodo, e naturalmente luglio ci servirà per un incontro a questo proposito, e dopodiché noi vorremmo che alla fine dell'anno queste cominciassero a lavorare, cioè dopo le ferie cominciassero ad incontrarsi, quindi è stata anche una questione di concentrazione. Le dirò anche una cosa, abbiamo lavorato, abbiamo perso circa 4 mesi perché alcune associazioni hanno fatto fatica a rispondere al questionario, anche perché noi abbiamo 6-7 armadi di vecchi statuti che dobbiamo liberare perché sono datati, quindi non sono stati mai rinnovati, eccetera, eccetera.
un impegno che avranno le associazioni, la modifica del loro organo costituente, chi sarà il presidente, la comunicazione tempestiva di chi diventa o esce tutte cose che sono normate. Allora, ripeto, non pensiamo di aver creato uno strumento che è la panacea di tutti i mali, ma creiamo uno strumento dove tutti si possono confrontare, dire la loro in tutta libertà, e quindi crediamo che questo sia un gran lavoro. Se il sindaco mi permette, personalmente voglio ringraziare il dottor Dal Bello per il grande lavoro certosino e la dottoressa che ci ha sostenuto per quanto riguarda la parte tecnico-burocratica. Grazie. Grazie Assessore. Il consigliere Cappelletto vuole replicare. Sì, solo per alcune precisazioni. Oltre a collegarmi ai ringraziamenti e a condividerli, nessuno mi mette in dubbio il lavoro, e anzi è la prima parte del mio intervento, sta a riconoscere l'utilità e il fatto che sia importante aver messo ordine, aver ripreso in mano, ma rimesso tutto assieme, perché poi insomma, al di là degli aspetti formali, dal punto di vista di tutta una serie di passaggi già esistevano e quindi sono stati messi in ordine bene. Ecco, per quanto riguarda la parte delle consulte, non c'è nessuna valutazione dal punto di vista politico. Io ho un ragionamento molto lineare, la politica è nata. Ah, no, ma non voto, se fosse un voto politico voteremo contro, perché potremmo trovare, se voi guardate il foglio mio che abbiamo condiviso quando siamo incontrati, è pieno di cose che avrei scritto in altro modo, e votare contro sarebbe un voto politico. Dico no, perché l'hanno fatto loro, invece è una cosa come abbiamo fatto sugli altri punti, dove abbiamo pensato che le cose, oltre a essere state pensate con lo spirito giusto, avessero anche trovato la forma giusta per essere scritte, abbiamo votato favorevolmente. Dove pensiamo che ci siano degli aspetti che a lungo andare, ecco, o comunque non sono così lineari rispetto a quello che è, perché io credo che diciamoci, insomma, il regolamento è anche frutto un po' di un lavoro puntuale e preciso sulla situazione sastinese, in parte anche frutto dell'esperienza di altre realtà. Okay? Probabilmente realtà che hanno una dimensione ben diversa dalla nostra, perché se noi guardiamo il regolamento delle consulte di comuni a noi limitrofi, io non voglio annoiare questa cosa, sono molto più snelli, proprio in come sono scritti sono più snelli, non nella volontà, che non metto in dubbio, di dire avviamo e poi facciamo funzionare la cosa. Sono molto più snelli dal punto di vista proprio perché hanno solo un compito di creare un luogo di discussione, creare un luogo di raccolta delle proposte, dare una regolamentazione per evitare che poi ci sia la monopolizzazione di un'associazione magari che è più numerosa rispetto a un'altra, e quindi di individuare anche delle modalità gestionali della cosa, ma poi c'è poco altro, nel senso che diventa creare il luogo, poi tutto quello che viene fuori da quel luogo sarà giustamente il rapporto tra l'amministrazione, le associazioni, insomma il territorio, a farlo funzionare, a farlo come. La perplessità nostra è che sia un po' troppo blindato, ecco, perché una questione è la volontà. Se io faccio leggere l'atto del regolamento a qualcuno, è normato anche quante volte possono respirare dentro la sala, cioè i rappresentanti delle associazioni. Quindi che poi ci sia una volontà di non essere così pedissequi a quanto previsto nel regolamento, e che quindi si dica ma l'importante è aver condiviso un ragionamento e trovarci e farlo funzionare, non ci troverete mai contro, anzi, e è proprio perché c'è questa convinzione di fondo che l'avremmo fatto molto più snello. Per cui quello che dicevo io era, uno, questo è un aspetto che ci convince poco, per cui non diciamo è sbagliato, quindi sarebbe un voto, diciamo, noi probabilmente l'abbiamo scritto in un altro modo, giustamente l'amministrazione, come ben ha detto l'assessore, ha deciso o ha valutato che sia stato opportuno definirlo in questo modo, ben venga, e quindi noi diciamo vediamo se funziona, e speriamo solo che funzioni, cioè nel senso non è che c'è nessun interesse contrario. Dall'altro lato, ecco, il fatto probabilmente di fare un passaggio in più con le associazioni poteva essere utile, tanto comunque c'è l'occasione di, al di là del questionario che loro hanno indicando un po' una serie di informazioni, ma che non entravano nel merito, magari le associazioni per la maturità che hanno, il loro impegno nel territorio, probabilmente avrebbero, secondo me, ritenuto superflui tutta una serie di passaggi, perché parliamo di persone che comunque hanno un interesse comunitario. Sono molto più preoccupato che funzioni o di normare il forum giovani rispetto che un incontro tra delegati o presidenti di un'associazione, dove sono tutte persone che hanno
già un compito impegnativo che è quello di seguire la propria associazione. Quindi noi, come dicevo, un passaggio in più l'avremmo fatto, su alcuni aspetti saremmo stati più leggeri, quindi non c'è nessun tipo di voto politico, un voto politico sarebbe stato votare contro, invece c'è il dire bene che si fa questa cosa, abbiamo questi dubbi, per cui non votiamo contro, ringraziamo del lavoro che ha fatto sia l'amministrazione sia i funzionari degli uffici, ma ci asteniamo dalla proposta. Grazie consigliere Cappelletto. Il sindaco vuole Sì, aggiungere? solo una replica veloce che invito poi quando ha tempo il consigliere Cappelletto magari diamo un'occhiata a degli atti che venivano fatti in precedenza, nel senso che lei quasi ha detto è quasi troppo blindato. Se li facciamo così, fatti un po' più veloce, ci perdiamo anche meno tempo e forse i 4 mesi detti all'assessore in 2 mesi lo portavamo. Ecco. Forse è che, infatti segretaria lei è troppo precisa e direi insomma che sia un po' un pretesto queste sue affermazioni, sa, perché in realtà è stato fatto un regolamento che, ripeto, ha delle normative. Finalmente sono stati, con questi 4 regolamenti andiamo a normare delle lacune che ci sono sempre state. Quindi se vuole, visto che ha detto che è troppo preciso, troppo blindato, ci troviamo un giorno e discuteremo anche di alcuni atti della precedente amministrazione. Grazie. Grazie sindaco, prego. Avevo già fatto finta di non sentire prima il sindaco e ho evitato di fare puntualizzazioni, però dopo non dite che sono io. Dopo non vorrei, Presidente, che sì che sono io che vado a tirare fuori i discorsi. Allora, io penso che tutta una serie di questioni nel buon senso di gestire una macchina ci possano essere. Parto da un presupposto, e qui visto che abbiamo la segretaria che è così ligia e attenta agli atti, non ricordo da parte sua della segretaria, da parte di nessun responsabile del servizio, da parte di nessun ente che controlli gli atti di questo comune, che abbia mai emesso un parere contrario o altro. Chiedo se negli ultimi anni sia mai successo che su una determina, su una delibera, la segretaria abbia espresso un parere contrario o che non abbia messo. Quindi se ci sono degli atti che sono un po' dubbiosi, non serve neanche che arrivi io. Avete già la segretaria presente, io ho piena fiducia nel suo operato, ce l'ho adesso, ce l'avevo prima, non ho problemi in tal senso perché altrimenti diventerebbe complicato. E quindi questa cosa la preciserei in maniera chiara e limpida. Il fatto di pensare che noi avremmo fatto 3 consulte invece che 8, 7, 6, quelle che sono, penso che sia e non credo che esista una normativa nazionale che stabilisca come sono divise le consulte adesso. Cioè, se uno decide bene, facciamo una tematica ambiente e territorio, come sono le commissioni, una che riguarda più sociale, sport, attività culturali, per aggregarle, poi ovvio che se c'è la necessità Non ho capito io il senso del blindato, allora è una mancanza tutto, mia. Che norma tutto, che norma la presenza, il voto, il caso di maggioranza, di presenza, chi rappresenta, chi non rappresenta, non so come dire, mi pare eccessivamente preciso, non so, che va a normare tutte le casistiche, cosa che potrebbe essere, probabilmente se noi guardiamo i regolamenti di Concordia, se guardiamo i regolamenti di San Michele o di Cordenons, alcuni mi sono capitati di vedere, adesso potrei sbagliare il comune ma non importa, ok? Sono molto più snelli, non credo che questi non rispettino le norme, semplicemente magari hanno lasciato delle maglie un po' più larghe, poi se serve fare un focus tematico su un tema, perché si decide di fare un'iniziativa specifica culturale, il centenario di Pascuto, si decide di non convocare tutte quelle, ma tutto un gruppo di associazioni anche fuori dalle consulte per approfondire questa cosa, credo che l'amministrazione lo farà, e questo non vorrà dire bypassare le consulte o meno, ma magari a fronte della discussione o le consulte verrà fuori, invitiamo tutti questi perché sono interessati, ecco, questo era il senso. E quindi ecco, dal punto di vista del ragionamento c'era questo, quindi su alcuni aspetti, quindi se uno dice bene, come su altri regolamenti c'è la piena condivisione anche di come sono stati scritti, li abbiamo votati a favore, se su altri c'è qualche dubbio, bene, sul fatto che poi ci sia sempre riferimento a atti o cose o quant'altro, dico, penso che le determine venivano fermate dai responsabili che sono non solo preparati ma pagati per questo, che avevano la supervisione delle delibere dei responsabili più del segretario comunale, che a questo ci sono poi tutti gli enti terzi che fanno tutte le loro verifiche e controlli, e quindi penso che insomma
in 10 anni, insomma qualcosa. Ecco. E su alcuni, e questa è l'ultima cosa, poi mi taccio, su alcuni aspetti non erano normati perché non era un problema. L'impostazione era diversa, poi se nel frattempo si pensa di dare un'interpretazione sulle determine che diventa così problematico il fatto che le veda qualcuno, noi le pubblicavamo, le delibere rimanevano pubblicate, per cui non serviva a normare chi accedeva o chi non accedeva, poteva accedere un qualsiasi consigliere comunale, come ho fatto io per accedere a atti di altri comuni, che mi è capitato per lavoro, per cose in questi giorni, di accedere. Quindi non c'era uno strumento regolamentare semplicemente perché c'era un'impostazione molto più ampia. Nel frattempo, sentenze, necessità e quant'altro portano a dover fare dei regolamenti, ben venga, li facciamo, li abbiamo anche condivisi e quindi nessuno dice nulla a riguardo, ecco, ma non è che mancavano sempre perché non ci si era pensati, mancavano perché probabilmente c'era un'impostazione anche diversa, oltre alla normativa che poi cambia, per cui abbiamo fatto decine di regolamenti in questo Consiglio, cambiati, rimodificati, adeguati, inventati, cancellati, perché ogni 2x3 entra qualche intervento o qualche normativa che precisa la cosa. Il dubbio che abbiamo noi è questo, e così chiudo. Siccome noi sappiamo che quando c'è un'attenzione di accesso agli atti da parte di qualcuno, tendenzialmente questa questione non è mai una questione semplice o leggera, tendenzialmente vuol dire che c'è non qualche problema nei confronti dell'amministrazione, vuol dire che c'è un soggetto, che sia un cittadino, che sia un'impresa, che sia qualcuno che ha la necessità di accedere a quegli atti perché vuole, a suo avviso, tutelare i suoi diritti rispetto a altre cose. Per cui il fatto di, benissimo se lo chiede, se lo richiede, se l'unico modo per accedervi è quello di fare gli accessi agli atti, tendenzialmente avremo la lettera del legale XY che ci chiederà l'accesso agli atti di interesse di quel cittadino, ma alla fine gli atti gli arrivano comunque, non è che cambia molto rispetto a prima. Ecco. Quindi queste erano un po' le questioni e le precisazioni. Sì, grazie. Il vice sindaco vuole intervenire. Sì, grazie, buonasera. Non volevo intervenire nella discussione, però noto che nell'ultima ora, 40 minuti, a fronte di una discussione che poteva essere anche di un politica, diciamo così, no? Visto che ci sono dei regolamenti che possono andare bene o non possono andare bene, noto che ci si attacca alle virgole, ai punti virgola, cioè agli errori di battitura, a interpretazioni della norma, no? Sulla privacy, ci si attacca sulla blindatura o sull'eccesso di normativa rispetto a un regolamento. Io penso due cose molto semplici. Avevate 10 anni di tempo per fare i regolamenti sulle consulte e non l'avete fatto. Questa amministrazione l'ha prodotto, vi piace, lo votate, non vi piace, votate contro o vi astenete, fate voi la scelta. Ma avevate 10 anni di tempo per farlo come volevate farlo. E poi l'altra cosa che mi lascia basito è l'affermazione sulle determine, sulle delibere come vengono scritte. Non è che il 16 maggio del 2023 qui si è dato indicazione di come devono essere scritte le delibere o le determine. Gli uffici le scrivono esattamente come le hanno scritte negli ultimi 10 anni. Andavano bene prima, erano pubblicate con dei dati sensibili che non possono essere pubblicati. Volete prendere atto di questo o no? Se no vi aprite un ufficio legale, fate l'ODP, il GDP, il GDQ, quello che è, non mi ricordo come si chiama la sigla. Ci sono delle sentenze che dicono delle cose. Questa amministrazione non ritiene. Io la invito ad andare sui siti dei comuni a vedere se trova delibere pubblicate. Io faccio fatica nei siti degli altri comuni a trovarle se non nell'albo pretorio, ma le vecchie delibere non le trovo. No, io giro molto, non si preoccupi, che giro. E lei nel suo lavoro ha il trattamento dei dati firmato dai suoi clienti, cosa che magari nella pubblica amministrazione non c'è, però il dato sensibile può scappare in una determina, no? C'è anche un diritto dell'oblio, c'è anche un diritto dell'oblio del cittadino, e che deve essere anche contemperato, o no? O lei fa piacere che il codice fiscale di Tizio o di Caio sia pubblicato in un PDF che gira per il mondo? Il funzionario fa il funzionario e lo fa come gli viene indicato di farlo rispetto a una normativa vigente che prevede certe cose. Quindi non c'è nessun, sembra che siamo quelli che vogliono nascondere le carte, che non diamo informazioni ai cittadini. Io stesso, se voglio un verbale, mi scusi, un semplice autovelox, no? Se lei vuole
la copia del fotogramma, fa una richiesta di accesso agli atti. Non è suo, la macchina non è la sua. E perché non gliene viene fornito? Perché ha gli atti. Se lei vuole l'atto, fa la richiesta di accesso agli atti. Perché non è obbligatorio averlo, quell'atto. E lo stesso vale per una determina o per una delibera. E non serve la legale per fare una semplice richiesta di accesso agli atti. Io sottoscritto nato A e residente A, chiedo di avere la delibera numero 10. Punto. Stop. Sta dicendo che tutti i dipendenti di questa amministrazione scrivono male, perché io sto capendo questo questa sera, che tutti i dipendenti di questa amministrazione scrivono male. Questo è il messaggio che state facendo passare questa sera. Scusate, No, il passaggio scusate. che stai facendo passare, stai facendo passare, chiedo scusa Presidente, mi sono auto... No, Vice Sindaco, io so che lei, so che avere un ruolo in amministrazione è impegnativo, poi uno lavora, ha tante cose da fare, quindi può essere anche nervoso. Io invece sto in piscina fino a mezz'ora fa, quindi sono sereno e tranquillo. E quindi però volevo dirle questa cosa, quello che fa passare questo messaggio, in caso siete voi, quando io sento prima agli atti, e l'avete avvalorato lei e il suo sindaco con la segretaria, che molti dei dipendenti di questi comuni, di questo come l'avete detto voi, c'è la registrazione, dopo lo guardiamo, la frase è: bene che hanno fatto questa seduta sulla privacy perché non erano a conoscenza di molte nozioni. L'ho detto io? Chi l'ha detto questa frase qua? Chi l'ha detta questa frase qua? Vice Sindaco mi risponda, Vice Sindaco. Chi l'ha detta questa frase qua? Perché mi pare che le sia sfuggito e mi dispiace perché a volte può capitare. E quindi quello che fa passare l'idea, quindi cosa sta facendo passare l'idea? No, stia attento. Lei mi ha detto la delibera numero 27, determina numero 27, non può essere pubblicata perché c'è il diritto all'oblio da una storia. Benissimo. E quindi io dico, cosa succede se mio papà chiede l'atto 27 ed è scritto sbagliato? Vuol dire che probabilmente dalla richiesta, cioè ciò che è stato pubblicato sull'albo, se è sbagliato è già stato pubblicato, il diritto all'oblio ce lo siamo già giocati da un pezzo, okay? Perché resta, cioè fai l'informatico del lavoro, okay? Quindi resta. La delibera, il cittadino potrebbe averla già in mano, gliela chiede, il cittadino avrà una risposta, o la conferma dello sbaglio, o gli arriverà una risposta che è modificata, a differenza dell'atto che è stato pubblicato. E le assicuro, e io non ho problemi a dirlo... Falso in atto pubblico, lei sta parlando di falso in atto pubblico, scusi, questo... le parole vanno pesate, perché io mi innervosisco su questo. Stai dicendo lei questa cosa qua, non sto dicendo io. Noi abbiamo detto che è stato fatto un corso sulla privacy alla quale molti dipendenti hanno detto che non erano aggiornati. Se domani mattina sbagliano una determina. Ma non è che la determina è sbagliata. Attenzione, il termine corretto non è che la determina è sbagliata, che potrebbe contenere dei dati sensibili, che sono due cose assolutamente diverse. Se la sbagliata potrebbe a contenere dei dati sensibili. Potrebbe contenere dei dati sensibili. Lei cosa fa a fronte della richiesta del cittadino? Mi spiega cosa fa. Cosa fa? Cosa fa? Non ho capito. La delibera, così com'è pubblicata, verrà consegnata, perché è un originale agli atti. È finita la pubblicazione. Uno la chiede se non c'è più la pubblicazione, se no è scemo. Rimane un atto. Il problema quindi questo, il falso in atto pubblico non esiste, questa amministrazione si assumerà l'onere e l'onore di avere, a causa di un errore, che è un errore in massima buona fede, è rimasto il nome e il cognome sul contributo economico che ho preso io, ok? E qualcuno vuole chiederlo perché è il mio amministratore di sostegno, è un parente che ha diritto a chiederlo, quello che è, lo chiede. Noi la manderemo, giusto perché l'ha chiesta, è stata pubblicata con un problema di privacy, è stata... e quindi che problema c'è se la prende, se rimane pubblicata? Questo volevo dire io, non c'è nessun problema. Perché io ho piena fiducia dei dipendenti, credo che su 1 milione di determine se ne sbagli una erroneamente, perché parto da questo presupposto, non parto dal presupposto che 1 su 3 contenga degli errori, parto proprio dal ragionamento contrario, da questo partiamo noi, partiamo dal ragionamento di dire, siccome tendenzialmente non è mai stato un problema in tutti questi 10 anni, non sono mai accorto, okay? E se si accorge, come abbiamo fatto, uno lo segnala, cioè, e dice guarda che c'è un errore, salvo che questa cosa qua sia, non so come dire, non vostra, dico, strumentale al cittadino che è coinvolto, cioè questo è il discorso che può succedere, ma dal punto di vista della capacità di dipendere, questo l'ho detto l'intervento prima, i responsabili di servizio, persone titolate e capaci, che sono le stesse che avete citato e ringraziato, spero convintamente, rispetto ai lavori nelle cose, sono le stesse che scrivevano e firmavano le determine.
le determine degli impegni di spesa le firmano dei funzionari, le determine dei contributi, le delibere hanno tutti i pareri visti, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle stesse persone. E quindi erano persone brave, capaci e preparati, ben venga la formazione costante che serve sempre da tutti i punti di vista, sia nel pubblico che nel privato, e continueranno a fare bene il loro lavoro, con delle volte che sbaglieranno a scrivere un atto, ma credo che sarà un atto ogni 1000, non so, ogni 2000, anche meno, insomma, ogni tanto potrà capitare che nel copia e incolla, capitava anche nei nostri atti pubblici e delibere, capita che resti là un numero o un nome o un riferimento di un civico che non doveva esserci, ma non penso che il fatto di rendere più formale, io penso, e il resto della convinzione, che la necessità di normare in maniera così perentoria sia perché c'è una norma nazionale che lascia ampi spazi di interpretazione e tendenzialmente si è scelto, legittimo, lo fanno tante amministrazioni, funzionari più che amministratori, di tenere, se non c'è scritto se si può o non si può, si parte dal presupposto che quel pezzo là è una via precauzionale. Perfetto, una via precauzionale, è legittimo. Nessuna, è legittimo. No, è legittimo. Nessun come si dice? Avete sentito qualcuno dire? Il capogruppo non l'ha mai detto, nascondere le carte, non mi pare che nessuna discussione ci sia mai stata, tra l'altro penso che abbiamo votato anche a favore, tra l'altro. L'importante è essere chiari, c'è una produzione di determine di una certa quantità, gli uffici sono presi da 100 cose, quindi può scappare il dato sensibile. Sì, io non capisco come tutela. Si è scelta la via precauzionale dettata anche da sentenze, come ha detto il segretario, e da indicazioni del DPO. Su questo si vuole discutere anche di questo, delle sentenze? No, sto discutendo che l'accesso agli atti avviene dopo che non è più pubblicato sull'albo, questo sto dicendo io. Quindi se una cosa è già pubblicata all'albo, il problema si è già creato. Questo volevo dire. Ci vuole una roba preventiva. Però i 15 giorni di pubblicazione all'albo, i 15 giorni di pubblicazione danno copertura normativa, non si pongono problemi. Il problema non è per i 15 giorni di pubblicazione all'albo, il problema è per scaduti i 15 giorni di pubblicazione, per questo vengono tolti. Sì, ma una curiosità vorrei capire questo aspetto qui, perché ovviamente c'è il decreto legislativo 267 che impone la pubblicazione sul albo pretorio, eccetera, eccetera. Se io pubblico una determina che contiene nell'albo pretorio, quindi nei suoi 15 giorni di pubblicazione, cioè quindi se io metto Stefano Pellizzon che ha preso il contributo dal comune, ok? E scrivo Stefano Pellizzon, è legittima pubblicazione. Cioè, quindi là non vale la privacy. No, il problema è... No, a parte che mi pare che sia una norma specifica che dica che non si può comunque... No, ma si sta facendo confusione. Il problema è l'albo storico. Lo storico dell'albo è quello che c'era una volta dove restava pubblicato tutto. Sì, ma questo mi è chiaro. Ok? Volevo capire, scusa, avevo tutto capito, era solo la questione albo pretorio. Il problema è nato col GDPR 2018 che ha introdotto tutta una serie di disposizioni normative, diritto all'oblio, principi di trattamento limitato. La posizione del nostro DPO, perché questo noi abbiamo, e a questo abbiamo chiesto, lui è contrario allo storico, perché finché pubblichi per i 15 giorni all'albo la copertura normativa c'è perché è previsto da una norma di legge. Dopo questa copertura normativa non c'è più. Quindi uno deve dotarsi di sistemi di regolamentazione. Le scelte in via prudenziali, questo è il DPO che abbiamo, è stata quella di dire lo storico no. Tenete le pubblicazioni dei 15 giorni di legge, perché il 267 lo prevede, dopodiché gli atti restano in elenco pubblicati per 5 anni, come previsto dal decreto 33. Io ho cercato se c'erano... allora, almeno negli ultimi 10 anni, ma almeno gli ultimi 10 anni non compaiono più i nomi nelle determine riguardanti i contributi. Quindi vuol dire che in qualche maniera forse o c'è stata una norma che mi sono perso o un qualche
una qualche sentenza, un qualche pronunciamento che abbia Ma detto... non è solo dati, sono tutti i dati personali, sono i dati, cioè hanno cambiato anche nel tempo le disposizioni, non c'è più la differenza fra dati personali e dati sensibili, ci sono dei dati, per tutti sono dati personali, tutti quei dati che direttamente o indirettamente permettono di individuare la persona e ci sono dei dati che fra i personali hanno più tutela di altri. Da Mosi dice che i dati, quelli che rilevano le condizioni di salute, erano protetti anche prima, ma non è solo quello, anche un codice fiscale. La copertura legislativa del trattamento del dato è limitata ai 15 giorni di pubblicazione all'albo. Poi in via, ovviamente le indicazioni sono state date, evitare qualsiasi dato che... I concorsi hanno già una disciplina a sé, gli ultimi orientamenti dicono che si possono pubblicare solo i nomi dei vincitori, non pubblichi né gli ammessi, li identifichi tutti con un codice. Cioè le norme stanno, cerchiamo di adeguarci in tempo reale. Di rilassarmi. Faccio una domanda specifica. Se a fronte di un contributo per l'acquisto di medicinali, okay, che l'ufficio servizio sociale eroga alla signora XY, okay, non mette o le iniziali o il nome, il codice identificativo, ma mette, ok? Vendrà a mettere, erroneamente può succedere, vendrà a Metterzina, che è mia nonna che non c'è più, vendrà a Metterzina, ok? E lo pubblica, lei mi sta dicendo che secondo l'orientamento, secondo le normative, se io mi accorgo che su quell'atto c'è scritto quella cosa, nei 15 giorni che è pubblicato all'albo, dal punto di vista della privacy voi non siete sanzionabili perché c'è una norma superiore che la norma, io penso, non dico cosa penso. Questo è quello che è la posizione del... No, è quello che comunque c'è scritto nei pareri. La tutela per i 15 giorni di pubblicazione all'albo esiste perché c'è la previsione di legge, dopo i 15 giorni c'è il pericolo del trattamento di dati illecito. Poi non è mai successo, speriamo. Ma ripeto, il GDPR, questo famoso e famigerato GDPR, il decreto che disciplinava la privacy è il 196. Il GDPR è entrato in vigore nel 2018, dal 2018 in poi sono cambiate una serie di disposizioni e gli enti sono diventati più attenti. Una volta si pubblicava di tutto e di più, però quel di tutto e di più adesso non si trova più. No, ma sono disposizioni normative che si sono sovrapposte. Procediamo con la votazione. Eravamo fermi al punto numero 6, per cui vi chiedo di votare per l'approvazione del regolamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto. Procediamo con l'interrogazione presentata dalla lista civica Livenza che ha come oggetto la situazione dei lavori in via None Veneto. Ciao, arrivederci. Grazie. Prego. Aspettavo diligentemente la parola. Sono scritti i consiglieri comunali, premesso che il tratto di via None Veneto tra Riviera Corbolone e via Pordenone è stato permutato da proprietà comunale a provinciale e quindi via None Veneto è diventata per la sua interezza strada provinciale. Da ottobre 2023 al 21 maggio 2024 sono già avvenuti 3 gravi incidenti nell'incrocio tra via None Veneto e via Pordenone che, solo per motivi fortuiti, non hanno avuto esiti fatali.
Gli incidenti sono avvenuti nello stesso punto, ovvero laddove via Pordenone curva verso destra per rimettersi in via None Veneto, direzione a None Veneto stesso. Gli incidenti citati e anche quelli avvenuti nei periodi precedenti si sono verificati per un'eccessiva velocità in corrispondenza della curva. È prevista la realizzazione di 2 rotatorie tra via None Veneto e rispettivamente Riviera Corbolone e via Pordenone. Oltre alle rotatorie è prevista la realizzazione della pista ciclabile su via None Veneto in 2 stralci. LTA ha sostituito la conduttura di adduzione principale dell'acqua che passava per via None Veneto nell'estate scorsa. Considerato che il Comune di San Stino di Livenza ha versato all'amministrazione metropolitana più di 400.000 euro come contributo alla realizzazione dei citati progetti, la città metropolitana aveva in precedenza indicato per l'estate 2023 l'inizio dei lavori a proprio carico, subito a seguito dei lavori realizzati dall'LTA. Visto che non sono più rinviabili i lavori su via None Veneto, atteso anche che i lavori di LTA hanno ovviamente peggiorato lo stato del manto stradale, si rende necessario evitare ulteriori incidenti che hanno creato grave pregiudizio alle persone interessate, così come ai residenti di via None Veneto. Interrogano il sindaco e la giunta per sapere quando verranno realizzate le opere indicate in premessa e quali soluzioni intende l'amministrazione mettere in campo per la sicurezza dell'incrocio tra via None Veneto e via Pordenone, qualora i tempi di realizzazione della città metropolitana dovessero essere ancora lunghi. Grazie. Prego, Sindaco. Grazie. Tenevi pure comodi perché è un po' lunga la risposta. E do lettura della cortese risposta ricevuta dalla città metropolitana. Si riscontra la vostra nota del 31 maggio del 2024, protocollo città metropolitana Venezia 35829, riportando quanto segue. In data 11 febbraio del 2019, il Comune di San Stino di Livenza, con nota acquisita al protocollo con il numero 9624/2019, proponeva di acquisire al patrimonio comunale 2000 metri lineari di strada provinciale e di cedere 1000 metri lineari di strada comunale, tra cui la via None Veneto lunga 758 metri, il cui stato dei luoghi era significativamente compromesso. Con la medesima nota, il Comune, proponendo di eseguire un intervento di messa in sicurezza del tratto di via None Veneto, che sarebbe quindi diventata della città metropolitana di Venezia, mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla Convenzione sulla destinazione delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di accertamento violazioni di limiti massimi di velocità sottoscritta in data 17 gennaio del 2018. La scrivente, con nota del 22 marzo del 2019, esprimeva parere favorevole al trasferimento e contestuale cessione di tratti di strada provinciale, all'acquisizione della viabilità comunale ed all'utilizzo delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di accertamento violazioni di limiti massimi di velocità sulle strade provinciali ricadenti nel Comune di San Stino di Livenza per la sistemazione del tratto di via None Veneto. Con delibera numero 14 del 29 aprile del 2019, il Consiglio Comunale esprimeva la volontà di classificare e declassificare i tratti richiesti con nota dell'11 febbraio del 2019, ovvero acquisire al proprio demanio il tratto di strada provinciale numero 61 denominato via Riviera Corbolone, acquisire al proprio demanio il tratto di strada provinciale numero 61 denominato via Morera delle Anime e via Silvio Trentin, trasferire il demanio alla città metropolitana di Venezia del tratto di via None Veneto compreso tra l'intersezione con via Riviera Corbolone e l'intersezione con via Pordenone. Trasferire al demanio della città metropolitana di Venezia del tratto di via Fosson compreso tra l'intersezione con via Silvio Trentin e la rotatoria di adduzione alla rete autostradale. Con delibera numero 22 del 6 dicembre del 2019, il Consiglio metropolitano, preso atto della delibera del Consiglio comunale numero 14 del 29 aprile del 2019, esprimeva la volontà di declassare a comunale i tratti della strada provinciale 60 e 61, come sopra individuati al punto A e B, di classificare a provinciale di tipo F extraurbana locale i tratti sopra individuati al punto C e D. In ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione stipulata il 17 gennaio del 2018, ad agosto del 2022 il Comune prevedeva versare alla città metropolitana di Venezia il 50% delle sanzioni erogate sulle strade provinciali dal 2013 al 2022, per un totale di 406.736.000 euro,07. Il verbale di trasferimento, indicato nella delibera numero 22/2019 del Consiglio metropolitano, veniva sottoscritto il 20 settembre del 2022 dal Comune e dalla città metropolitana.
dove si dava atto che l'importo degli interventi in corso di progettazione da parte del Comune di San Stino di Livenza, in corrispondenza del tratto di via Annone, ammontava a 406.736,07 euro, ovvero la metà delle somme derivate da sanzioni effettuate lungo la strada di competenza della città metropolitana di Venezia, che il Comune ha introitato e trasferito alla città metropolitana di Venezia. L'importo di cui sopra, introitato ad agosto del 2022, è stato iscritto nel bilancio nella variazione approvata dalla deliberazione del Consiglio metropolitano numero 21 del 29 novembre del 2022, per poi essere inseriti nella perizia di variante dell'appalto di manutenzione strade 2022 approvata nel mese successivo. Visto lo stato della pavimentazione di numerosi rappezzi fatti dai gestori dei sottoservizi, onde evitare successivi interventi di manomissione del manto stradale per l'esecuzione di riparazione, è stato chiesto a LTA se tra gli interventi da loro programmati c'era via Annone o se potevano inserirla. A seguito della risposta di LTA si sono programmati reciproci lavori per evitare interferenze durante l'esecuzione e la città metropolitana si è assunta l'onere del ripristino del tappeto di usura. Gli interventi di sistemazione eseguiti con le risorse messe a disposizione delle sanzioni introitate sono i seguenti. Allargamento della careggiata per un'estesa di 282 metri da una sezione variabile da 6 a 5,56 ponte a una sezione costante di 6,50. Dall'intersezione con Riviera Corbolone fino alla strada privata posta tra il civico 29 al civico 35-35B. E mantenimento della careggiata esistente con sezione di 6,20 metri, ottenendo 2 corsie separate su tutta la lunghezza della strada. Demolizione dell'impalcato del ponte e posa di idonee tubazioni a garantire lo smaltimento delle acque, tombamento del fossato di guardia lato ovest e rifacimento della tubazione dei tratti già tombinati, compreso gli accessi carrabili, espurgo dei tratti tombinati e non sostituiti, rifacimento dell'impianto di illuminazione dall'intersezione fino al contatore per un'estesa di 220 metri lineari, sistemazione con materiale calpestabile dei tratti tombinati, risanamento dei tratti ammalorati della strada, asfaltatura dell'intersezione con via Riviera Corbolone. A settembre del corrente anno, a completamento dei lavori, verrà eseguita l'asfaltatura di tutta la careggiata, la segnaletica orizzontale e verticale. I dati Istat riportano che tra il 2015 e il 2022 sono avvenuti numero 2 sinistri conferiti, rispettivamente il 20 maggio del 2019 all'inizio del rettilineo tra strada provinciale 21 via Pordenone e la strada provinciale 21 via Annone Veneto, fondo bagnato con precipitazione meteo in corso. Il 12 ottobre del 2019 nel tratto rettilineo della strada provinciale 61 via Annone Veneto, dopo l'intersezione fondo asciutto. Per quanto riguarda il limite di velocità si conferma che per via Annone Veneto è quello prescritto dal codice della strada, ovvero 50 km/h, in quanto si trova all'interno del centro abitato ed il centro abitato è opportunamente segnalato dai cartelli previsti dal codice della strada. Il limite di velocità del tratto della strada provinciale 61, denominata via Pordenone, è quello previsto dal codice della strada, ovvero 90 km/h, essendo il tratto fuori dal centro abitato. Il tratto strada provinciale 61 via Annone Veneto, intersezione direzione San Stino di Livenza, è 50 km/h come da segnaletica esposta. Si rileva che gli incidenti avvenuti sono attribuibili in via prioritaria all'eccesso di velocità e non alla conformazione della strada. A riguardo si segnala che la realizzazione di rotatorio non può essere finalizzata a dissuadere la velocità in quanto si configurerebbe come un ostacolo e pertanto un pericolo per i conducenti. Infine, si segnala che grazie al dialogo con l'amministrazione comunale la scrivente ha potuto eseguire un intervento ben mirato a migliorare le condizioni di scorrimento in sicurezza della strada, utilizzando risorse ulteriori, oltre quelle inizialmente previste, derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità inizialmente stanziate. Rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si mi hanno distinti saluti il dirigente Nicola Torricella. Grazie. Chiedo al capogruppo Pellizzon se la risposta alla città metropolitana è stata esaustiva e soddisfacente. È stata sicuramente particolarmente precisa su dettagliata su determinati aspetti di cui francamente potevamo fare anche a meno. E soprattutto, che mi spiega tutta la storia da quando che... Sì, ho capito, ma cosa vuoi... Cioè...
vabbè, comunque, e con risposte anche francamente tautologiche, cioè il fatto che mi dicano che il limite di velocità della strada è quello giusto per la strada, vabbè, grazie al cavolo, nel senso. Lei è preciso, la città metropolitana sa che lei è preciso perché giusto, la conosce e giustamente hanno dato una risposta puntuale. Certo, hanno avuto paura di me, e quindi sono contento di avergli fatto paura, però il dato, allora, la cosa che non mi è chiara, e forse è quello su cui vorrei un attimo porre l'attenzione, è questo, cioè dalla risposta mi pare di capire, uno, che la rotonda non si fa più. Quindi, allora, siccome le rotonde previste erano due, una sulla riviera e una appunto sull'incrocio, non verrà realizzata nessuna delle due, mi pare di capire, questo secondo me un po' depaupera quello che era il progetto iniziale, perché chiaramente va comunque al netto dei limiti previsti e corretti, comunque andrebbe a risolvere una situazione. Non mi pare di capire neanche che venga fatta una pista ciclabile. Cioè, nell'elenco delle cose che ho letto, allargamento carreggiata, nuovo... vabbè, ho capito, ma l'allargamento della carreggiata è una cosa, l'allargamento della carreggiata, quindi non viene fatta neanche la pista ciclabile. L'illuminazione pubblica va bene, viene fatta, tra l'altro bisognerebbe capire nel frattempo chi l'ha in gestione e quando verrà ripristinata quella che attualmente è spenta sull'incrocio, che sicuramente non aiuta, diciamo, gli automobilisti indipendentemente dalla velocità con cui transitano su quella strada, e quindi complessivamente non è che posso essere molto soddisfatto, perché tutta quella corrispondenza che è stata citata prima aveva un senso complessivo, c'erano dei soldi e non si può, cioè una città metropolitana che fa 70 milioni di euro di avanzo libero non può tirarsi indietro e ridurre i propri interventi, considerando anche le centinaia di migliaia di euro che riscuote dall'autovelox in Contarina, sul quale spero che non vi stressino più, ma generalmente qualche cittadino, qualche passante scrive qualche improperia al Comune di San Stino perché vede irrilevata in Comune di San Stino, quindi almeno diciamo, sarebbe opportuno che questi fastidi, come dire, venissero maggiormente compensati al Comune di San Stino, considerando che Ponte sulla Salute alla fine è arrivato dopo un travaglio particolarmente lungo, la strada provinciale 59, che poi sarà oggetto, per carità, della prossima interrogazione, è fatta da asfaltatina e così, via Non è Veneto, capiamo che il progetto viene già, quindi viene solo riasfaltato e riilluminato. Riviera Silvio Trentin, rotonda, speriamo, anche quello era nel DUP già da un po' di tempo, quindi non posso dire, come dire, di essere particolarmente soddisfatto della risposta della città metropolitana. Poi vi dite bravi a vicenda e vabbè, insomma, questo fa parte del gioco, insomma, però francamente sarei curioso di capire poi cosa penseranno i cittadini che a noi giustamente hanno rinfacciato per molti anni la mancata, diciamo, realizzazione di via Non è Veneto, per capire cosa penseranno. Magari saranno contenti lo stesso perché magari comunque viene asfaltata la strada, viene rimessa in pie, va bene, però voglio dire, c'è sicuramente un decadimento di quello che era il progetto iniziale. Le do la risposta. Allora, guardi, io penso che se lei è così attento e ha capito cosa c'è scritto in questa interrogazione, sì, in questa risposta, non è che hanno fatto solo una semplice asfaltatura. Lei sa che oggi sono molto sorvegliati tutti i ponti in generale, tutti i viadotti, tutti i ponti, quindi è stato fatto un intervento di ripristino, una demolizione, no, lei ha detto una semplice asfaltatura, quindi qua c'è stato fatto un tombotto importante, certo, con 400.000 euro, cioè lo sapete anche voi quanto sono i costi necessari oggi per, ci ricordiamo che un cestino costa 1.000 euro, quindi voglio dire un'asfaltatura 14 euro al metro, quindi sappiamo quali sono i costi. Penso che con 400.000 euro hanno ripristinato, ripeto, non è un dirsi bravi a vicenda, io penso che si stiano, noi in relazione con loro ci sia un impegno e ci sia un'attenzione verso questo territorio che comunque è inutile
è fatta una semplice fattatura. Il ponte sull'Ivenza alla Salute sono stati investiti 260.000 euro della città metropolitana, è stato fatto un intervento che poi era già stato fatto, ma purtroppo è stato fatto colpa di chi? Colpa di non è che sto qui adesso a fare la relazione, non è neanche nostro, quindi non so precisamente poi la città metropolitana farà rivalsa su chi ha fatto i lavori o su chi li ha seguiti, come noi lo stiamo facendo per quanto riguarda la piazza Goldoni, loro lo faranno per il loro ponte, perché c'era un problema a livello proprio di asfaltatura e di come è stato realizzato. Quindi io penso che la città metropolitana sia impegnata a reinvestire, a rimettere soldi per sistemare, è stato un lavoro e il prosindaco lo ha seguito dettagliatamente, mi sembra sia stato fatto un lavoro insieme al consigliere Brichese, che li hanno seguiti dettagliatamente, mi sembra siano stati fatti dei lavori veramente bene e la cittadinanza è contenta. Dopodiché torno sul tema, perché poi appunto non voglio divagare. L'incrocio che è stato abbattuto, il palo anche del telefono e anche il contatore, proprio il 31 marzo, quindi a Pasqua, ero lì in strada insieme alla città metropolitana e ai vigili del fuoco, e c'è una gestione che non è colpevole, diciamo così, la città metropolitana, ma ci sono 2 o 3 enti che lo stesso giorno ero lì io, sono intervenuti, perché è intervenuto per una parte un ente, per una parte un altro, quindi parliamo di enti per Enel piuttosto che per Eni, quindi ci sono una serie di enti che seguono fatalità quel contatore, e quindi purtroppo conosciamo bene come stanno le cose, si stanno impegnando e mi hanno garantito che verrà attivato il prima possibile, anche loro stanno premendo sull'ente. Ripeto, i soldi probabilmente non erano sufficienti per fare tutti questi lavori. Io non so adesso voi quando avete fatto le prime valutazioni e in base al progetto se 400.000 euro erano necessari. Dopodiché, sì certo, ecco, dal 2019 ad oggi sono anche cresciuti bene i costi. E dopodiché, ripeto, gli altri interventi stanno proseguendo, lei ha citato la rotonda, ha citato altri interventi, vedrà delle novità prossimamente e quindi insomma ecco, io penso che la città metropolitana sta comunque dando un occhio di riguardo a questo territorio. Grazie Sindaco, grazie a tutti e dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Buonasera.